Sono tra i 600 e i 1000 i cittadini ucraini che ogni giorno entrano in regione, gara di solidarietà per aiutarli. L'accoglienza dei profughi sarà al centro della riunione straordinaria della conferenza delle regioni domani. Stop and go negli stabilimenti del gruppo Pittini per il caro energia e il blocco del mercato. Dosopo l'acciaieria, che si era fermata oggi alle 6, ripartirà alle 22, ma alle 20 si blocca il laminatoio. Una donna è stata investita a Mai di Bruniera mentre faceva jogging e versa in condizioni gravissime. A travolgerla è stato un anziano alla guida di una Fiat Multipla. La mafia in Friuli c'è, non spara ma affonda i propri tentacoli col tessuto economico. In regione sono una sessantina e beni sequestrati, soprattutto case. E oggi il punto della situazione dell'osservatorio antimafia a Udine. Elisa Vitozzi ha conquistato con la nazionale di biathlon il terzo posto nella staffetta 4x6 della Coppa del Mondo in Finlandia. La Fisi regionale festeggia anche l'oro delle sorelle Scattolo negli USA. Buonasera e ben ritrovati. Nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Oltre un milione di cittadini ucraini, secondo l'ONU, ha lasciato il paese. È costante a Fernetti il flusso di profughi che arrivano a bordo di corriere con auto private e tante le giovani donne con figli. In transiti sono tra i 600 e i 1000 al giorno. Auto, furgoni e pullman, il via vai è continuo, dalle 600 alle 1000 persone al giorno e il valico di Fernetti insieme a Gorizia e Tarvisio restano uno dei luoghi di transito preferiti dai cittadini ucraini per scappare dall'invasione russa. È brutta perché andiamo via di casa, mi hanno lasciato a casa, a marito, i genere, mi hanno preso figliola, i nipotini, vado via. Non lo so. Polizia, carabinieri ed esercito controllano i documenti. Rispetto ai giorni scorsi sono soprattutto mezzi privati. Il paradosso è che ci sono sub dal valore importante e macchine praticamente d'epoca. A bordo sono soprattutto donne e bambini piccolissimi. Gli uomini sono rimasti a combattere o sono usciti prima della guerra. La richiesta è all'Europa ad aiutare. Per dare un aiuto per fare la pace, solo questo. Nei paesi confinanti con l'Ucraina si è arrivata a quota 1 milione di rifugiati. Per il Friuli Venezia Giulia presto si raggiungerà quota 4.000 transiti. La macchina della solidarietà prosegue sui confini. Oltre all'UNHCR ha preso servizio anche la Protezione Civile e poi ci sono tante associazioni presenti. Quello che stiamo facendo in questo momento è dare delle primissime informazioni ai rifugiati che stanno arrivando dall'Ucraina in questo luogo di transito, quindi abbiamo veramente poco tempo per dar loro informazioni sulla possibilità di chiedere protezione in Italia, dargli dei contatti da chiamare nel caso avessero bisogno poi di assistenza successivamente. 1 milione i fuggiti dall'Ucraina, la Polonia è la nazione che ne sta accogliendo di più e chi arriva in Italia ha già dove andare al momento. È molto difficile fare previsioni in questo momento sui numeri che si raggiungeranno, però è evidente che finché continueranno gli attacchi in città molto popolate questo sarà il risultato. Al confine da questa sera anche la Protezione Civile con generi di prima necessità e da domani a Palmanova, rende noto il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, cominceranno ad arrivare materiali sanitari e farmaci da tutte le regioni e il personale si occuperà dello smistamento per poi procedere nei prossimi giorni al trasporto ai confini. Intanto la solidarietà non si ferma. Dopo 30 anni si è ripetuta la stessa cosa. Noi eravamo qua in servizio con le divise e con le armi durante la guerra in Jugoslavia. Oggi ci ritroviamo qua per un servizio umanitario. Diciamo che non è cambiato tanto, purtroppo nessuno impara dalla storia. Nel pomeriggio alla Basilica delle Grazie a Udine si è tenuta una messa di supplica da parte dei fedeli ortodossi, un momento di preghiera per la guerra. Una nonna ucraina in lacrime dice a Telefriuli: i miei nipoti mi dicono non venire, è pericoloso, con i russi prima eravamo fratelli, adesso non lo so.
Olena, lei è ucraina, oggi avete Sì. pregato assieme a altri ortodossi, no? Sì, siamo ucraini, siamo tutti come fratelli, come sorelle, ma cosa è successo non lo so, solo Dio sa. Ha notizie dei suoi parenti? Li sento poco perché non c'è la comunicazione, cade internet ogni tanto di notte, ogni tanto li sento che scappano via perché c'è la sirena e scappano via. Mi fa male tutto dentro di me, non posso, scusate. Però non posso anche parlare, mi fa male l'anima per questo. Non dormiva, non mangiava, ho lasciato piccoli nipoti. Sempre dice nonna vai a casa, dormivi dentro cantino sempre. Ma no, bisogna aiutare qualcosa per famiglia, cosa sia. No, adesso posso. No. Quando si dice che ucraini e russi sono fratelli? Prima fratelli, adesso vede cosa. Non lo so, non voglio parlare, scusa, non voglio perché una roba tremenda per questo. Sono veramente rimasta molto colpita e posso dire anche un po' spaventata a riguardo perché non me lo aspettavo sinceramente e spero che appunto migliori il tutto, che ne usciamo soprattutto vivi e sani e salvi. Saranno sistemate in appartamenti che generalmente sono usati da turisti le oltre 50 persone che in fuga dall'Ucraina arriveranno a Sappada intorno alle 5 di questa notte. La località montana si è mobilizzata per rendere loro tutti i comfort possibili. Sappada ospiterà una cinquantina di persone in fuga dall'Ucraina. Il loro arrivo è previsto per le 5 di questa notte. La popolazione, insieme alle varie associazioni locali, ha organizzato l'accoglienza, memore di quanto accade nel paese durante la Prima Guerra Mondiale. Sono ancora vivi quelle storie, quei ricordi dei nostri nonni che si riferiscono alla Prima Guerra Mondiale, quando il 90% della popolazione è stata sfollata. Ci è sembrato giusto in questo momento così importante, così delicato, in qualche maniera cercare di, proprio in vista di quei ricordi, cercare di dare un nostro contributo. Ci sono moltissime famiglie che hanno dato il supporto di appartamenti loro, di seconde case, per fornire a queste persone un'accoglienza migliore possibile, una località che si rimbocca le maniche. Al loro arrivo nella località montana osserveranno un periodo di quarantena come previsto dalla normativa anti-Covid. A loro disposizione ci saranno anche alcuni connazionali che per motivi di lavoro vivono da tempo a Sappada. San Vito al Tagliamento è il primo comune della regione ad aver accolto i profughi ucraini. Ora il sindaco alla ricerca di nuovi spazi. San Vito al Tagliamento detiene un primato. È stato il primo comune ad aver spalancato le porte ai profughi ucraini che stanno scappando dalla guerra. Sono 20 le famiglie attualmente ospitate, la maggior parte ha trovato alloggio all'Hotel Torricella e sta lì scontando la quarantena. Altre, grazie al ricongiungimento, si trovano a casa di parenti che da tempo risiedono a San Vito. Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di altri profughi e proprio per questo il sindaco Alberto Bernava è alla ricerca di nuovi spazi da destinare proprio all'accoglienza. Proprio stamattina invieremo come sindaci, chi l'ha fatto ieri, chi lo farà stamattina, insomma l'elenco di tutti gli spazi disponibili in modo che ci sia una mappatura proprio per comprendere quali appunto possono essere le possibilità e i margini per accogliere più persone possibili. Insomma questo è un po' il ragionamento. L'accoglienza dei profughi ucraini sarà al centro della riunione della conferenza delle regioni e delle province autonome che si riunirà in seduta straordinaria domani alle 12. A convocarla è stato il presidente Massimiliano Fedriga. All'ordine del giorno in particolare l'esame dello schema di ordinanza di protezione civile con le disposizioni urgenti per assicurare sul territorio nazionale il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. E sono solo 3 ad oggi le richieste di asilo nella nostra regione a fronte di 3.000 transiti di cittadini ucraini in Friuli Venezia Giulia. Questo numero riferito dall'assessore regionale all'immigrazione Pierpaolo Roberti, che ha fornito altri dati in sesta commissione. Roberti ha spiegato che oltre 500.000 persone di origine ucraina vivono nel nostro paese, dunque chi scappa dalla guerra va a riunirsi con parenti e amici, non si ferma da noi. L'accoglienza di queste persone riguarderà anche un aspetto molto delicato che è quello
quello della qualità del loro inserimento nel nostro sistema scolastico, universitario e del lavoro, di cui alla Regione è stato chiesto di farsi carico, ha riferito l'assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca e famiglia Alessia Rosolen. Stop alla Pittini di Osoppo delle sezioni a caldo. Questa mattina alle 6 è stata fermata l'acciaieria, mentre alle 20 si bloccherà anche il laminatoio. Oggi confronto in Confindustria Udine tra rappresentanti dell'azienda, dei lavoratori e i sindacati. Un mix perfetto per rendere difficile la gestione delle lavorazioni a caldo degli stabilimenti del gruppo Pittini. Il rialzo dei prezzi dell'energia è un mercato bloccato. A Osoppo dalla scorsa settimana i lavoratori vivono alla giornata. Venerdì sera c'è stata la fermata dell'acciaieria che, ripartita lunedì pomeriggio, questa mattina alle 6 ha avuto un nuovo stop. Nel primo pomeriggio è anche emerso lo stop del laminatoio a partire dalle 20 di oggi. In sede di Confindustria Udine si è svolto un confronto tra rappresentanti della proprietà, RSU aziendali e sindacati. Ci sarà la necessità di trovarci ancora più avanti per definire un percorso, perché il problema del costo energetico e degli ordini sta mettendo in difficoltà l'azienda. C'è assoluta incertezza dettata anche da un mercato, come ci ha spiegato l'azienda, bloccato. Non c'è domanda, loro non riescono a formulare delle offerte. C'è un stop and go continuo e questo comporta enormi difficoltà di gestione dei lavoratori e anche preoccupazione, logicamente, no? Sono da oltre 22 anni in Pittini e non è mai successo, questa è la prima volta e onestamente capiamo anche le difficoltà da parte dell'azienda a esporsi. L'azienda è solida, comunque ha una storia molto lunga, è veramente radicata sul territorio, quindi questa situazione ci lascia veramente un po' spiazzati tutti quanti. I flussi di gas in arrivo dalla Russia attraverso il valico di Tarvisio al momento sono regolari, come conferma il consorzio Friuli Energia, ma pesano le incertezze sul futuro. E sul fronte dell'energia elettrica da Resi arriva un appello degli imprenditori che chiedono un prezzo calmierato e vincolato. Al momento non ci sono ripercussioni sulla quantità di fornitura di gas che entra in Italia dal valico di Tarvisio. Oggi il flusso di metano è stato di 82 milioni di metri cubi, a fronte di una domanda inferiore ai 300 milioni, ma sul futuro pesano le incertezze legate alla guerra tra Russia e Ucraina. Per ora i flussi di gas ci sono, anche quelli russi. Diciamo i primi tre principali sono ormai l'Algeria, Russia e il TAP in Puglia. Potremmo aumentare dai rigassificatori, in questo momento diciamo non c'è preallarme. Nell'immediatezza si può fare ben poco se non usare le interrompibilità che hanno certe aziende, vedi gas e vedi energia, perché hanno contratti che gli permette fare questo e quindi modulare le mancanze. Intanto, sul fronte dell'energia elettrica, gli industriali friulani, nel corso di una tavola rotonda a Resia, hanno lanciato un appello per far fronte alle bollette stellari, chiedendo l'introduzione di un prezzo calmierato sul mercato e vincolato. Preoccupazione per la sostenibilità economica e il rischio chiusura delle aziende più energivore è stata espressa anche dagli assessori regionali alle attività produttive Sergio Emidiobini e alle finanze Barbara Zilli, nel corso di un incontro nella sede della Regione a Udine con i gestori degli impianti natatori in Friuli Venezia Giulia. E le conseguenze economiche, le ricadute energetiche della guerra sulle tende della nostra regione saranno i temi di dibattito questa sera nel corso di Economai Friuli Venezia Giulia a partire dalle 21. Far ripartire almeno temporaneamente la centrale a carbone a Monfalcone è un'ipotesi che per l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emilio Bini è da tenere in considerazione per affrontare le emergenze delle aziende legate al rincaro dell'energia. L'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini rilancia la possibilità di far ripartire temporaneamente la centrale a carbone di Monfalcone per far fronte alle emergenze del momento, come i rincari dell'energia e le conseguenze della guerra in Ucraina. Purtroppo il nostro Paese sta pagando oggi 30 anni di associazioni del no. In momenti drammatici come questi dovesse rendersi necessaria l'apertura pro tempore, momentanea, si spera nel minor tempo possibile, delle centrali a carbone, signori, e altrimenti con cosa scaldi, con cosa mandi avanti le attività? La Regione da sola non può
o poco può. Qua serve una politica, un piano di sviluppo industriale per quanto riguarda la componente energetica a livello nazionale. Le aziende si stanno trovando a doversi far carico di aumenti impressionanti in grado di rischiare di metterle in ginocchio, tant'è che purtroppo qualche attività si è già fermata, qualcun altro sta pensando di fermarsi. E in vista della stagione estiva a Lignano arrivano segnali di preoccupazione per la difficoltà nel reperire personale qualificato per le strutture ricettive. A riguardo Confcommercio lancia la proposta di coinvolgere eventuali professionalità dei profughi in arrivo dall'Ucraina. Manca personale negli alberghi, nei ristoranti, nei bar, lavoratori qualificati in grado di portare la loro professionalità all'interno di un servizio di qualità. L'allarme arriva da Confcommercio provinciale di Udine, dal fronte Federalberghi, come quello della FIPE, con focus in particolare su Lignano, in una fase di preparazione alla stagione estiva. Il problema è emerso con la pandemia, osservano i presidenti di Federalberghi Paola Schneider, di FIPE Antonio Dallamore, del Mandamento di Lignano Enrico Guerin. La preoccupazione è concentrata ora sui prossimi mesi, quelli che soprattutto a Lignano significano urgenza di poter contare su personale qualificato. Il lavoro che offriamo è di prestigio, richiede manualità, fantasia e inventiva, soprattutto in cucina, sottolineano Schneider, Dallamore e Guerin. E non dimentichiamo che l'attenzione di Confcommercio è riservata soprattutto alla formazione. Per questo è necessario che le istituzioni ci diano una mano per risolvere questa pesante criticità. Confcommercio, con le sue categorie di settore, avanza a questo proposito una proposta. Viste le tante persone che con la guerra in Ucraina si presenteranno ai nostri confini e verranno accolte, si potrebbe pensare a quote aggiuntive che consentano a qualche immigrato in arrivo dai territori del conflitto di trovare lavoro nelle nostre imprese. Si potrebbe anche favorire la possibilità di inserimento lavorativo temporaneo per il periodo estivo, agevolandolo con servizi di nonsering e asilo a chi giunge sul territorio con figli al seguito, conclude l'Associazione dei Commercianti. Tra i settori colpiti dalla guerra in Ucraina c'è anche quello dei viaggi. Ne abbiamo parlato con la referente dell'agenzia Turismo 85 di Butrio. La crisi ucraina influisce anche sulle prenotazioni dei viaggi, non tanto le vacanze quanto piuttosto il cosiddetto business travel. Molte le aziende che hanno bloccato le prenotazioni per viaggi d'affari dei loro clienti verso la Russia, preoccupati da possibili escalation del conflitto. Per noi la Russia è una destinazione importantissima a livello di business travel e abbiamo tuttora tantissimi clienti in Russia. E molti che sono rientrati, ma molti sono rimasti lì chiaramente per lavoro ed è stato in questi giorni veramente difficile anche far rientrare dal momento che avevano chiuso lo spazio aereo. Avevamo anche dei clienti in Ucraina nei giorni scorsi, ma sono rientrati e quindi sono a casa nuovamente. Per quanto riguarda le vacanze, la preoccupazione per la guerra c'è, ma è mitigata dalla voglia di tornare a viaggiare dopo 2 anni di pandemia. Forse la titubanza è più nel breve termine, quindi in una partenza di queste o delle prossime settimane, mentre stiamo continuando a confermare e a prenotare le partenze del lungo termine, quindi della prossima estate. Ben oltre la metà degli ucraini non è vaccinata e per questo, visto l'arrivo di tantissimi profughi nel nostro paese, il governo deve attrezzarsi su questo fronte. A sottolinearlo è la Fondazione GIMB. Il 63,8% della popolazione ucraina non è vaccinato. Il governo ne tenga conto nel programmare l'accoglienza e quanto sottolinea la Fondazione GIMB a corredo del monitoraggio sulla pandemia diffuso oggi. Il dato ucraino, spiega il presidente di GIMB, Nino Cartabellotta, non deve essere sottovalutato, considerata la drammatica situazione che porterà nelle prossime settimane migliaia di profughi nel nostro paese. I piani del governo per accogliere queste persone, continua, dovranno includere la vaccinazione di anziani e fragili provenienti dalle zone di guerra, evitando diseguaglianze tra le regioni. Quanto all'evoluzione della pandemia, la Fondazione GIMB rileva come il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana in cui il Covid frena maggiormente. Nell'ultima settimana i nuovi casi sono diminuiti di oltre il 33%. A livello nazionale la riduzione, che prosegue da 5 settimane, si attesta al 21%. Diminuisce del 18% anche il numero delle vittime. Si allenta ulteriormente la pressione della pandemia sugli ospedali. Dal 23 febbraio al 1 marzo i posti letto occupati da pazienti Covid con sintomi nei reparti di area medica sono diminuiti del 20% rispetto alla settimana precedente e del 21% in terapia intensiva. In Friuli Venezia Giulia l'occupazione diminuisce nelle terapie intensive, scendendo dell'8,6%, mentre aumenta, come in molte altre regioni italiane, negli altri reparti Covid, salendo al 15,5%.
C'è un aggiornamento. Nel tardo pomeriggio i sindacati hanno fatto sapere che l'acciaieria, parliamo della Pittini di Osoppo, ripartirà alle 22 di oggi, confermando il blocco del laminatoio dalle 20. Gli stessi hanno riferito che l'azienda avrebbe richiesto l'attivazione della cassa integrazione per i lavoratori di acciaieria e laminatoio dal 4 marzo al 3 aprile. Si tratta di una comunicazione preventiva. E siamo ai dati del Covid. Nella nostra regione calano ancora ospedalizzazioni e isolamenti. Su 4.078 tamponi molecolari sono stati rilevati 208 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,10%. Su 7.446 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati 399 casi, 5,36%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 16, i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 180. Si registrano i decessi di 5 persone tra 99 anni e 82 anni, in isolamento 17.707 persone. È stata investita mentre faceva jogging e versa in condizioni gravissime. Una donna che oggi pomeriggio stava correndo in via Prata vicino al cimitero di Tamai di Brugnera quando è stata urtata da una Fiat multipla condotta da un anziano. La donna, di cui non si conoscono ancora le generalità, dopo aver sfondato il parabrezza è stata scaraventata una ventina di metri finendo nel campo che costeggia la strada. È stata soccorsa dal personale del 118 che l'ha rianimata per più di mezz'ora. Sul posto anche l'elisoccorso, ma i sanitari, vista la situazione, hanno optato per trasportarla con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Fontanafredda. Il processo del professore dello Stringer accusato di molestie torna in tribunale a Udine. Un padre racconta: il sogno di mia figlia è stato infranto, ma lei ha trovato un nuovo scopo nella vita. Voleva diventare pasticcera, ma adesso sta studiando per lavorare con chi ha subito violenze. È la storia, raccontata in tribunale a Udine, dal padre di una delle 11 ragazze che sarebbero state molestate tra il 2017 e il 2018 dall'ex professore dello Stringer a processo per violenza sessuale e molestie. Il genitore ha spiegato che, dopo quel periodo, la ragazza cambiò, diventando più chiusa, e che dovette ricorrere a un aiuto psicologico anche per superare l'insonnia. Ciononostante, terminò gli studi, ma del suo sogno non c'era più traccia. Ora il suo scopo nella vita è un altro. Al banco dei testimoni si è seduta anche Anna Maria Zilli, allora capo dell'istituto, che ha raccontato di aver ricevuto una prima segnalazione generica da una docente il 3 maggio del 2018. Una seconda segnalazione, sempre generica, arrivò 10 giorni dopo da un altro insegnante. La dirigente apprese che si trattava di molestie a fine mese grazie alla memoria scritta di una delle allieve. Sollevò quindi il professore dall'insegnamento incaricandolo di mansioni burocratiche. Il 15 giugno inviò tutti gli atti alla procura di Udine e poi all'ufficio scolastico regionale, comprese altre segnalazioni giunte i primi del mese. Il 14 luglio, al termine degli esami, chiese conto delle accuse all'imputato, che negò minimizzando l'accaduto. Da lì, fino alla sospensione del docente e al divieto di entrare in istituto disposti dalla procura, l'uomo poté insegnare solo alla presenza di un altro professore e alle classi quinte. L'esame dell'imputato, atteso per oggi, è stato rinviato alla prossima udienza prevista per fine marzo. Ha tentato di rubare materiale per la movimentazione terra da un'azienda di Fiume Veneto, ma i carabinieri lo hanno scoperto, così un 27enne rumeno è stato denunciato. Militari trasferiti vincono il ricorso al TAR contro il Ministero della Difesa per un pugno di metri. Ricorrono al TAR del Friuli Venezia Giulia contro il Ministero della Difesa per avere l'indennità di trasferimento. Un senso unico fa loro vincere la causa. È davvero curiosa la sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale ha dato ragione ad alcuni militari trasferiti dalla caserma Francescatto di Cividale alla Severino Lesa di Remanzacco. I soldati, infatti, avevano chiesto l'indennità perché, partendo da Remanzacco, le caserme distano più di 10 km, anche se per pochi metri. Il Ministero ha risposto picche, rilevando che la distanza, calcolata partendo da Cividale, è inferiore alla soglia chilometrica. La differenza è dovuta al fatto che via Udine nella città ducale è a senso unico. I giudici hanno dato ragione ai ricorrenti perché la norma non stabilisce quale debba essere il punto di partenza. I militari ora riceveranno le indennità anche pregresse.
Ore di ansia a Pordenone per la scomparsa di un uomo che non dà notizia di sé da un paio di giorni. Si tratta di Andrea Dall'Oglio, 56 anni, nato a Cagliari, residente a Pordenone in via Interna 4. Si è allontanato alle 22 di martedì 1 marzo e da allora la famiglia non è più riuscita a contattarlo. Ieri è stata formalizzata la denuncia di scomparsa in questura. Dall'Oglio alto 1,70 m, corporatura robusta, stempiato, occhi verdi. A riguardo i familiari hanno richiesto di diramare la foto dell'uomo agli organi di informazione. Per eventuali segnalazioni si può contattare la questura di Pordenone al numero d'emergenza 112. La mafia in Friuli Venezia Giulia c'è e affonda i suoi tentacoli nel tessuto economico. Così il presidente dell'osservatorio antimafia, il prefetto Penta, oggi ha avuto un incontro in videoconferenza con il procuratore antimafia De Nicolo. Lei è in quiescenza e dona il suo tempo per delle questioni che sono piuttosto difficili da affrontare. La domanda più semplice, ma la mafia c'è o no dalle nostre parti? Sì, c'è anche qua, come nel resto del territorio nazionale, c'è anche in Friuli Venezia Giulia. Qui la percezione della presenza della mafia è arrivata molto in ritardo rispetto a quando abbiamo cominciato ad avere infiltrazioni. Questa è un'area di confine, qui passa di tutto, traffici illeciti a più non posso, traffico di armi, traffico di droga, di esseri umani, di petroli, di tabacco, eccetera. E quelle sono le fonti di finanziamento delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. In più poi abbiamo avuto episodi di riciclaggio, accaparramento di esercizi commerciali, investimenti da parte di sodalizi mafiosi in appartamenti, beni, basta vedere anche quelli confiscati. Qui sono circa una sessantina e per una regione piccola come questa anche 60 è un numero abbastanza consistente. Lei ci ha detto quali sono le frontiere dove appunto la mafia si insinua, ma dove la mafia investe più volentieri? Dove può lavare i cosiddetti soldi sporchi che provengono proprio dai traffici, aggiungerei anche il gioco d'azzardo, e li può lavare nell'economia legale. C'è omertà? Beh, se si intende omertà a silenzio, evidentemente c'è anche qui. Investimento da 92 milioni di euro, reintegro del personale in cassa integrazione e nuove assunzioni. Acciaieria Arvedi rilancia così il sito di Trieste. Al via il piano di investimenti da 92 milioni di euro per la riqualificazione ambientale e tecnica dell'acciaieria Arvedi di Trieste, piano che prevede anche 50 assunzioni non appena arriveranno le autorizzazioni, nonché il reintegro dei lavoratori ancora in CIG entro la fine del 2022. L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato di Finarvedi, Mario Arvedi Caldonazzo, durante l'incontro con il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, e i rappresentanti di Acciaieria Arvedi. Il piano consiste in una linea di zincatura per il rivestimento di coils di acciaio con una lega speciale di zinco, alluminio e magnesio. L'impianto utilizzerà idrogeno verde prodotto da energia elettrica rinnovabile. Acciaieria Arvedi ha comunicato che i circa 50 lavoratori ancora in cassa integrazione guadagni saranno reintegrati entro la fine dell'anno, quando entreranno in funzione la prima linea di zincatura e l'impianto di preverniciatura. Lisa Vitozzi ha conquistato con la nazionale di biathlon il terzo posto nella staffetta 4x6 nella Coppa del Mondo in Finlandia. Se ne parlerà a Sport FVG tra poco con altri aggiornamenti sportivi, le medaglie d'oro delle sorelle Scattolo, Udinese e Webb. Dunque subito dopo pubblicità appuntamento con le notizie sportive, noi siamo in chiusura. Grazie per l'attenzione e buona serata.